pensato, dopo tutti questi mesi di polemiche, di fare qualcosa per la comunità, perché ho pensato che sia importante parlare di omosessualità, di omofobia, di omogenitorialità e soprattutto fare qualcosa soprattutto per i giovani, per gli adolescenti che magari scoprono di essere omosessuali, che non sanno come gestire questa cosa, che non sanno come dirlo, e per i loro genitori che magari non sanno come affrontare questo argomento. Grazie all'iniziativa di una giovane veneziana stanca delle polemiche che negli ultimi mesi non sono mancate in Laguna, nei giorni scorsi è giunta a Mestre la scrittrice Francesca Vecchioni, figlia del noto cantante, autrice di un libro che tratta l'argomento, o meglio, racconta la sua vita di mamma con 2 figlie e un'altra mamma. Nessuno si dovrebbe poter permettere di dire a un bambino che la sua famiglia è sbagliata o è giusta, ma vi dirò di più, nessuno si dovrebbe neanche permettere forse di dirlo al bambino che ha la famiglia tra virgolette quella esteticamente, esteriormente tradizionale, che può sembrare perfetta, di dire guarda che quella del tuo amichetto o della tua amichetta non è giusta, perché così si crea un mondo di persone che discriminano e tra l'altro non è per niente un discorso cristiano, questo non ha nulla a che fare con l'amore verso l'altro. Inevitabile poi affrontare la questione dei cosiddetti libri arcobaleno. Ogni storia che racconta e fa identificare un bambino è importante. È veramente pazzesco che si pensi di togliere queste informazioni, di togliere queste, di togliere queste immagini, queste fiabe, sono fiabe alla fine e in realtà non tolgono nulla a nessuno. E poi un messaggio per il sindaco Brugnaro che negli ultimi mesi è stato al centro di numerose polemiche sulla questione. E invito il sindaco con molta umiltà e simpatia, perché tra l'altro è una persona anche molto simpatica e intelligente, la prossima volta che dirà di pensare 100 volte prima di dire di nuovo io ho molti amici gay perché quel è pieno di violenza, è piena di discriminazione e fa male, fa tanto male.